Bentrovati dal TGR Campania. Da oggi non è più zona rossa Ariano Irpino, primo focolaio della Campania ad essere messo in isolamento presidiato. La cittadina della provincia di Avellino è stata tra le realtà più colpite dal coronavirus. Rino Genovese. Questa è la principale strada d'accesso ad Ariano Irpino ed era diventata il simbolo della zona rossa, costantemente presidiata dalle forze dell'ordine. Oggi, vedete, è libera. Dopo 38 lunghi giorni Ariano Irpino non è più zona rossa. Sì, è finita, ma dobbiamo sempre stare attenti perché siamo sempre in pericolo. Speriamo che adesso si mantengano un poco alle regole. Siamo preoccupati come arianesi perché non sappiamo quale strategia è stata adottata per combattere il virus. La città riapre, ma lo avete sentito, a tutti è chiaro che in realtà poco cambia, restano le rigide prescrizioni che valgono su tutto il territorio nazionale. Non ci sono più i varchi, ma la polizia continua con le operazioni di controllo a tappeto all'interno della città. Ariano riapre simbolicamente ma con la morte nel cuore, dovendo contare 21 vittime solo nella città del Tricolle, 151 contagi, la città più colpita dal virus del sud Italia in base alla popolazione. Una tragedia legata soprattutto a due importanti focolai. Il primo esploso all'interno dell'ospedale di riferimento, il Frangipane, nel reparto di pronto soccorso, il secondo nella casa di riabilitazione Centro Minerva. Su entrambe le vicende la Procura di Benevento, competente per Ariano, ha aperto un'inchiesta. La zona rossa doveva terminare 2 giorni fa, poi è stata prorogata per permettere la distribuzione di 20.000 mascherine. Per farlo sono scese in campo 15 squadre di volontari, non era semplice. Ariano è il comune più esteso della regione Campania, non mancano le polemiche, in molti quartieri popolosi non sono arrivate, c'è chi lamenta che siano solamente 2 per famiglia. Intanto, con 3 unità mobili attive 7 giorni su 7, l'ASL sta continuando lo screening a tappeto con i test rapidi a domicilio. L'Irpinia attende di sapere